Popolo di Mistopolini, io sono Mister Rocco, vi presento un'altra candidata che si è iscritta in questa ultima giornata di casting, la numero 96. 96, nome e cognome? Beatrice Visentini. Beatrice, una ragazza molto bella, molto carina, molto in forma, che se la può giocare tutta. Sì, dai, speriamo. Speriamo. Allora, quanti anni hai? 21. 21 anni, una bella età, li ho avuti? Sì, sono contenta. Sei contenta? Cosa fai? Sei una studentessa brillante, lavori? Tutte e due. Studio economia aziendale a Udine, sto per andare al terzo anno e ho fatto l'Erasmus l'anno scorso, quindi sono un po' ancora frastornata, appena tornata. E lavoro all'Udinese Calcio come hostess ogni partita. Ho capito. E altri eventi. Basta. Bene. Sì. Sei tifosa dell'Udinese? Sì, ero milanista in realtà, ma lavorare nell'Udinese Aia! mi ha trasformato. Aia! Sì. Adesso sei tifi Più udinese. bianconera udinese. Se no se no Si arrabbia. posso festeggiare se mi vince. Ho capito. Allora, senti, a parte hostess, hai avuto prima esperienza nel mondo della moda, mi sembra una ragazza molto in forma. Sì, ne ho avute altre di esperienze, ho anche fatto un corso di portamento, speriamo che possa servire. Speriamo, te lo auguro con tutto il cuore. Tu sai che la nostra finale si terrà il 5 settembre, indovina dove? A Trieste? A Trieste, al Politeama Rossetti, il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Ok, Cioè il top. va bene. Speriamo. Senti, nella vita privata hai qualche hobby, qualche interesse? Sì, mi piacciono molto gli animali, prima di tutto. Brava. E seconda cosa, mi piace anche molto la moda e la cultura, e quindi spero in questi due ambiti di specializzarmi e di poter lavorare in futuro. In futuro. Beh, sei giovane, mi sembra anche molto determinata. Sì, lo sono. Ho capito. Come ti stai godendo quest'estate? Ho finito gli esami poco tempo fa in realtà, ma vado ad Amburgo a trovare alcuni amici e poi probabilmente al mare. Ho capito. Mi sembra di piacere. Tu sei fidanzata? Sei single? Sì, sono fidanzata. Sei fidanzata. Sì. Tanto? Sì, da più di 5 anni. Da più 5 anni, amici maschietti da casa. Perché me lo chiedevano, no? Non l'avevi sentito? Rocco, chiedile se è fidanzata. Gliel'ho chiesto, è fidanzata. Ok. Senti, allora, ben arrivata. Grazie. Veramente di cuore. Adesso qua è la telecamera, puoi dire e salutare chi vuoi. Vai. Beh, saluterei tutta la mia famiglia e non lo so, anche tutti i miei amici lontani, anche se magari non lo vedranno, ma insomma. Chissà, in internet. Sarei felice di salutare tutti i miei amici lontani. Perfetto, brava, diplomatica, in bocca al lupo, divertiti. Crepi, Ciao. grazie mille. Ciao.